Buongiorno, le principali notizie. Nubifragio a Favara, cresce la preoccupazione per la donna dispersa travolta dalla furia dell'acqua, le ricerche vanno avanti anche da stamattina. A Palermo chiedono il pizzo ma le vittime denunciano, li fanno arrestare, in manette due uomini del mandamento della noce. L'Università di Messina, terra di conquista dell''ndrangheta, l'inchiesta Res Tauro ha svelato il radicamento della cosca Piromalli, gli amici dell'Andrina, laureati in medicina senza preparazione. A Tunisi l'incontro tra due musicisti, un percussionista siciliano e un violinista tunisino, per raccontare in un viaggio sonoro i legami profondi e le radici comuni a queste due terre. Serie C, Catania ha spuntato contro il Siracusa, il vicepresidente Grella spinge i rossazzurri, c'è spirito positivo, la sfida di domenica in diretta in chiaro su Telecolor a partire dalle 13:30. Serie B, il Palermo delude le aspettative contro il Venezia, il Barbera non va oltre dallo 0-0, i rosanero scivolano al terzo posto in classifica. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Sono ore di angoscia a Favara, dove si continua a cercare Marianna Bello, la donna madre di 3 figli, è rimasta in panne con la sua auto ed è stata travolta dall'acqua finendo in un canalone. Vano il tentativo di un commerciante di salvarla. Sentiamo Davide Sardo. Momenti di angoscia a Favara, dove si cerca senza sosta Mariella Bello, 38 anni, sposata e madre di 3 figli. La donna è stata trascinata via dall'acqua durante il nubifragio che ha colpito la città. Mariella era alla guida della sua Lancia Y quando ha deciso di fermarsi in Piazza della Libertà. Appena scesa dall'auto, la forza dell'acqua l'ha spinta fino al convogliatore che porta al Fiume Naro, lontano diversi chilometri. Un commerciante ha tentato di afferrarla per salvarla, ma non ci è riuscito. Sul posto lavorano una decina di squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai sommotori di Palermo, ai Carabinieri, alla Protezione Civile e a tanti volontari. Alle ricerche partecipano anche il marito, i familiari e gli amici. Il nostro pensiero è a quella famiglia che vive questo tempo di apprensione, questo tempo sospeso, ma un'intera comunità cittadina che è smarrita di fronte a quanto è successo stamattina in pochissimo tempo. Non è questo il momento delle polemiche, non è il momento delle accuse, è il momento del silenzio. Favara vive ore di grande commozione e attesa, un'intera città col fiato sospeso, unita nella preghiera e nella speranza di ritrovare Mariella Bello. Il catanese Maurizio Salvatore Gravagna resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Messina ha convalidato il fermo dopo averlo ascoltato nel penitenziario di Gazzi. Una decisione motivata in un'ordinanza di 13 pagine. L'uomo è indagato per l'omicidio di Mario Molinaro, 73 anni, trovato morto in casa il 27 di settembre con un tubo di gomma stretto al collo. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo. Adesso a Palermo le vittime collaborano e scatta l'operazione antimafia nel quartiere della Noce. In 2 sono stati arrestati per 3 tentativi di imporre il pizzo. Maglio Viola. Si infrange il muro di omertà nel popolare quartiere della Noce a Palermo, dove 3 imprenditori taglieggiati dagli emissari di Cosa Nostra fra maggio e giugno di quest'anno hanno deciso di rompere il gioco del ricatto e raccontare tutto alle forze dell'ordine. Assistiti dagli avvocati dell'associazione Addio Pizzo, i 3 si sono presentati alla polizia ed alla magistratura ed hanno raccontato le richieste estorsive, il rifiuto a pagare e le pressioni da parte di 2 emissari dell'organizzazione criminale che, per rendere più forte la minaccia, raccontavano delle destinazioni delle somme all'organizzazione. In un caso si sono spinti fino a lanciare un bidone di liquido infiammabile negli spazi esterni di pertinenza di una delle attività commerciali a cui volevano prestare pressione per l'estorsione. Un messaggio chiaro: questa volta è soltanto un bidone, la prossima volta gli daremo fuoco. Il racconto e la collaborazione delle vittime ha fatto scattare l'operazione antimafia della polizia, che adesso ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Frangiamore, 53 anni, e di Giovanni Montoro, di 35.
Entrambi sono accusati di 3 tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di altrettante attività imprenditoriali attive nel territorio, storicamente controllate dalle famiglie che compongono il mandamento mafioso della Noce, un territorio nel quale Cosa Nostra continua a voler mantenere il controllo anche attraverso l'imposizione del pizzo. L'inchiesta Restauro svela il condizionamento dell''ndrangheta sull'Università di Messina. Gli amici delle cosche, laureati in medicina senza preparazione. Lorena Dolci. Mafiosi con letti bianchi e con la laurea in tasca, dottori con la lupara che escono dall'Università di Messina, terra di conquista dell''ndrangheta. È la storia che emerge dall'inchiesta Restauro, che ha disvelato il radicamento della cosca Piromalli sull'Ateneo della città dello Stretto, considerata a tutti gli effetti base operativa dei calabresi. L'intreccio tra l'Endrina e l'Ateneo messinese viene fuori dalle carte dell'inchiesta, arricchite da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Un'intera famiglia legata ai Piromalli si sarebbe laureata in medicina con ben 18 esami universitari superati in un solo anno, nonostante la loro scarsa preparazione. A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Marcello Fondacaro, neanche a dirlo, medico anche lui. Il tutto grazie alla protezione di Domenico Piromalli, detto Don Mommo, detenuto proprio in quegli anni all'ospedale Piemonte di Messina. Non si tratta di episodi isolati. Già dagli anni '80 l'università è condizionata fortemente da parte delle famiglie mafiose, un filo rosso che ha retto per decenni, favorendo l'espansione dell''ndrangheta e la sua capacità di infiltrarsi non solo nelle istituzioni accademiche, ma anche in quelle civili e sanitarie. Sbarca in Commissione regionale antimafia l'ultimo scandalo mazzette nella sanità palermitana, convocati così i dirigenti dell'ASP 6. Manlio Viola. Compariranno davanti alla Commissione regionale antimafia il prossimo 8 di ottobre gli attuali dirigenti dell'ASP 6 di Palermo, il direttore sanitario e quello amministrativo che reggono l'azienda, uno dei quali anche ad interim in assenza del direttore generale. Sono stati convocati dopo l'ultimo scandalo scoppiato con l'arresto di Mario Lupo e Francesco Cerrito, l'ultimo dei quali dirigente di servizio proprio dell'ASP, sorpresi durante un passaggio di denaro nascosto in una bomboniera. La Commissione vuole capire le procedure che riguardano i dirigenti ASP, dal momento che per difendersi uno dei 2 accusati ha sostenuto che non si trattasse di una tangente, ma di regalie che sono ammesse dal regolamento dell'azienda sanitaria. Intanto la SAMOT, una delle 2 associazioni di assistenza ai pazienti di cui si occupava il commercialista Mario Lupo, che si è dimesso, prende le distanze dal comportamento personale proprio di Lupo e respinge le accuse di scarsa trasparenza emerse sui giornali in questi giorni. In particolare taccia come impossibile l'accusa di doppia fatturazione mossa dalle ricostruzioni presenti in alcuni articoli di stampa. Per quel che riguarda l'inchiesta, continuano ad emergere dettagli su un anno circa di pedinamenti e intercettazioni a carico dei 2. Dimmi quando tu verrai era la canzone che faceva da parola d'ordine fra i 2 per annunciare l'arrivo di un pagamento. Dettagli che aggiungono più colore e folklore che elementi di inchiesta. La rissa agli spari a Sferracavallo, dunque a Palermo, gli investigatori indagano sulla versione della ragazza incinta ferita. Il padre della giovane sui social scrive che i colpi di pistola non erano indirizzati a loro, ma per gli inquirenti c'è ben altro e ci sarebbe una connessione tra quello che è successo a Sferracavallo e gli spari alla Marinella. Pochi controlli durante la festa, solamente 2 pattuglie presenti. Marco Gullà. Quartiere Marinella di Palermo, in mezzo tra Sferracavallo e lo Zen. Queste strade, domenica scorsa, sono state il teatro di una sparatoria, una sorta di secondo round sulla rissa che era esplosa durante la festa di Sferracavallo. Gli investigatori che indagano non hanno dubbi, i 2 episodi hanno una chiave di collegamento. Colpi di pistola sparati contro la saracinesca di una macelleria e che hanno anche ferito una donna incinta. Il padre della ragazza sui social ha raccontato quanto accaduto, sostenendo che quei colpi di pistola non erano indirizzati a loro. Gli inquirenti però hanno sentito la giovane, vogliono capire perché la famiglia della ragazza e alcuni amici erano in strada a quell'ora della notte, in un posto senza alcun locale e con l'illuminazione rotta. Secondo i familiari stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa a divertirsi, ma la versione non convince del tutto. Potrebbe esserci un legame con quanto accaduto a Sferracavallo. Potrebbero essere scesi in strada per soccorrere i ragazzi in fuga. Tra
loro c'è il figlio del titolare della macelleria crivellata di colpi. Una storia di intrecci tra sferracavallo e zen, tra vendette e ritorsioni, con la rissa durante la festa ad avere scatenato ancora una volta la furia di ragazzi pronti a uccidere pur di primeggiare sui rivali. Ma da sottolineare c'è anche la pochissima presenza delle forze dell'ordine, solo 2 pattuglie presenti per una festa in cui c'erano almeno 10.000 persone. Su questo nuovo episodio di violenza in città interviene l'arcivescovo Corrado Lorefice, che dice: non posso non prendere parte anche alla sofferenza che portate nel cuore a causa di chi ha voluto seminare violenza e prepotenza. Dobbiamo dire no a ogni forma di violenza e soprattutto di sopruso. Breve pausa e poi l'arrivo di 100 nuovi vigili urbani a Catania. A Catania assunti 100 nuovi vigili urbani per rafforzare il controllo del territorio. A Palermo invece slitta il potenziamento di 100 unità della polizia locale perché il comune non ha ancora approvato il bilancio consolidato necessario per le missioni in organico. Tonino De Mana. Si rafforza la sicurezza a Catania con 100 nuovi vigili urbani in azione sul territorio. Le aggressioni violente culminate con 2 omicidi, la movida senza controllo nel centro storico da mesi hanno fatto alzare l'allarme sulla vivibilità in città. Il potenziamento della polizia locale segna un passo in avanti nel contrasto alla mancanza del rispetto delle regole. Più presenza dal centro alla periferia sarà garantita dai nuovi vigili che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali. Un fatto importante per la città di Catania, ha detto il sindaco Enrico Trantino. Si tratta di risorse indispensabili per la nostra comunità. L'ingresso degli agenti colma in parte le carenze di organico della polizia locale, che adesso può contare su 400 unità. Altra storia a Palermo, dove sdritta ancora l'assunzione di 100 vigili urbani perché si deve attendere il bilancio consolidato per immetterli nell'organico. Si dovrà attendere ancora 2 settimane, quando il Consiglio Comunale dovrebbe approvare il consolidato che permette l'assunzione degli enti pubblici. Il paradosso è dovuto anche al ricorso alla graduatoria che ha selezionato 210 idonei. Meno della metà accettato e così si è dovuto ricorrere a quelle esterne. Taranto ha dato la disponibilità per 20 nuovi vigili, questo vuol dire che si dovrà bandire un altro concorso. Adesso a Tunisi l'incontro tra 2 musicisti, un percussionista siciliano e un violinista tunisino, per raccontare in un viaggio sonoro i legami profondi e le radici comuni a queste 2 terre. Lorena Dolci. Vicoli, merci e saperi che si tramandano con gesti antichi. La Medina di Tunisi come la Vucceria di Palermo o viceversa. Le facce di 2 popoli che un tempo si sono mescolati e ora si guardano dalle 2 sponde del Mediterraneo. Un continente liquido, tomba dei migranti che si avventurano oggi sulla stessa rotta che 100 anni fa hanno percorso in senso inverso tanti siciliani. Resta una prossimità che non è soltanto una prossimità geografica ma anche culturale, perché Sicilia e Tunisia condividono secoli di storia, condividono tradizioni comuni nelle arti, nella musica, nelle arti figurative, nella cucina. Per celebrare queste radici comuni va in scena a Tunisi la rassegna musicale Shlouk, Scirocco, come il vento caldo che dal Sahara soffia verso le nostre terre. L'arte sicuramente ha il potere di connettere le persone in una maniera invisibile, ancora più che la lingua, la religione o altre cose. L'arte è universale. Sì. Tra i 5 appuntamenti in programma, il concerto del percussionista Alfio Antico. Con lui sul palco del teatro El Amra il violinista tunisino Zed Zouari. Con i suoi tamburi, Alfio Antico è l'erede di un mondo contadino e pastorale che sta sparendo, al suo posto echi di guerra e di paura. Mia nonna mi diceva: quando hai paura, nipotino, fai lo scruscio che ti passa lo scanto, ti passa la paura. Una breve pausa, poi lo sport con il calcio, vedremo gli impegni di Catania e Palermo.
al calcio, problemi attaccanti per il Catania. Il tecnico toscano deve fare i conti con le condizioni precarie sia di Forte sia di Caturano, un problema in più in vista del derby di domenica al Massimino contro il Siracusa, che ricordiamo Telecolor trasmetterà in diretta, gratuita e in chiaro a partire dalle 13:30. Francesco Triolo. Sembra quasi una maledizione quella che sta colpendo i centravanti del Catania nei primi mesi di campionato. Se ancora non si è potuto vedere all'opera Alex Rolfini, infortunatosi in ritiro, e Caturano, appena arrivato, ha dovuto fare i conti con i problemi fisici, la trasferta di Cerignola ha lasciato come souvenir le condizioni da valutare di Forte. L'attaccante è uscito per un affaticamento e sono in corso gli esami strumentali per capire l'entità del fastidio. Toscano conta di recuperarlo, altrimenti dovrà optare per utilizzare Lunetta come falso 9, soluzione peraltro che è avvenuta anche lo scorso anno e che in questo campionato, grazie ai 4 gol di Lunetta, ha ripagato con moneta sonante la fiducia a tempo. Anche la situazione di Caturano è sotto osservazione. L'ex Potenza potrebbe essere convocato e sarebbe la novità rispetto alla trasferta di Cerignola. C'è da capire quanti minuti ha nelle gambe per il derby contro il Siracusa, che salterà ancora Rolfini, anche se sembra essere ormai sulla via del recupero dopo la lesione di secondo grado, e potrebbe tornare a disposizione proprio dopo il derby di domenica. A centrocampo invece mancherà ancora Loi, ma il problema principale è in questo momento l'attacco, e da oggi alla ripresa degli allenamenti Mimmo Toscano dovrà trovare una soluzione. Siracusa è un avversario che è salito ora dalla Serie D, ha un allenatore molto aggressivo, molto preparato, sicuramente verranno a Catania per fare una partita importante, visto che è un derby e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Lo spirito è positivo, stanno rientrando qualche calciatore che purtroppo non abbiamo avuto a disposizione, per quello sono molto fiducioso. Finisce 0-0 il big match al Barbera tra Palermo e Venezia, poche occasioni da gol e Rosanero per gran parte del match sottotono e in sofferenza. Rosanero che così scivolano al terzo posto in classifica. Marco Bullà. 0-0 e al Palermo è andata anche bene. Al Barbera finisce in parità il big match contro il Venezia, che però ha dimostrato di avere più elettricità rispetto ai rosanero afflosciati e senza idee. I lagunari non sono riusciti a far lievitare il gioco in gol, soprattutto nella ripresa, quando il Palermo è totalmente uscito di scena concedendo il palcoscenico alla squadra di Stroppa. Poi Giampalo, il grande ex, non ha praticamente mai avuto un'occasione, isolato e senza supporto da parte dei compagni. E dire che la prima vera occasione del match la firma Segre, con questa bella conclusione che però viene intuita da Stankovic. Sembra il preludio ad una serata di stelle e gol, ma non è così. Il Palermo inizia a stentare, il Venezia invece spinge sull'acceleratore fino a dominare la scena e a tenere al guinzaglio il Palermo. I ritmi non sono altissimi, le due squadre provano a trovare il corridoio giusto, ma le due difese non corrono rischi. Ripresa, Palermo che appare stanco e contratto, la banda di Stroppa ha in mano la bacchetta e dirige il concerto. I cambi, Leduaron e Gomez dentro, non fanno svoltare i siciliani. Il Venezia non sbaglia una palla e tesse gioco. La squadra veneta ci prova diverse volte, ma non riesce a partorire occasioni nitide. Il Palermo regge come può, anche dinanzi agli attacchi di due funamboli come Busio e Yeboah. Ceccaroni nel finale viene espulso per doppio giallo. Il Palermo ringrazia il cronometro e può sorridere per un pari che quantomeno permette di mantenere l'imbattibilità in campionato e far fare un altro passo in avanti in classifica. Da registrare però una netta flessione nelle ultime due partite. Il Palermo probabilmente sta pagando anche l'assenza di un giocatore fondamentale come Ranocchia, perno del centrocampo. Catania, tempo di presentazioni per l'ambiziosa Volley Valley che in campo femminile punta al salto in Serie B1. I successi della nazionale italiana stimolano un movimento in grande ascesa. Tonino De Mana.
Le ambizioni catanesi sulla pallavolo, così come i riflettori, sono tutti puntati sulla Volley Valley, che in ambito femminile si presenta ai nastri di partenza con l'obiettivo di vincere il campionato di B2 ed è l'auspicio di addetti ai lavori, tifosi e sportivi per una realtà emergente che vuole sfruttare l'onda lunga dei successi della nazionale italiana. Trionfi che stimolano un movimento in grande ascesa con il settore maschile che parte invece dalla Serie D ma che punta ad una rapida risalita. Non sta nella pelle Francesco Russo Morosoli, patron della funivia dell'Etna e sponsor principale della Volley Valley. Sono ormai quasi 10 anni che sosteniamo questa squadra con grandissime soddisfazioni che ci ha regalato sia nel maschile che nella femminile. Ormai a Catania è il punto di riferimento del volley. I successi dell'Italia in campo maschile e in campo femminile quanto possono servire o essere da traino? Beh, sicuramente hanno la loro importanza perché noi italiani ci appassioniamo sempre alle grandi vittorie. Quando vinciamo nel ciclismo diventiamo tutti ciclisti, quando vinciamo nel tennis diventiamo tutti tennisti. Speriamo che adesso questi grandi successi possano creare proselitismo anche nel volley. Gli fa eco Fabio Scaccia, amministratore unico e title sponsor Farm Italia. L'anno scorso abbiamo sfiorato la B1, quest'anno dobbiamo andare in B1, siamo impegnatissimi e Farm Italia è vicino al progetto. Generazioni di catanesi ricordano con nostalgia la Paoletti e chissà che la Volley Valley non possa rinverdire i fasti d'un tempo. È tutto per questa edizione del mattino, la prossima alle 14. Ora vi lascio alla rassegna stampa, oggi curata da Marco Carli. Grazie per l'ascolto e buona giornata.